Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! Mario Gila spinge per unirsi al Napoli. Il difensore ha rifiutato il rinnovo del contratto con la Lazio, in scadenza nel 2027, e chiede di essere ceduto al Napoli, attratto dalla Champions League. Il trasferimento si fa sempre più vicino. Il difensore spagnolo ha scelto di non rinnovare il contratto con la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, Gila ha già comunicato al suo agente, Aleandro Camano, la sua assoluta preferenza per il Napoli. L'olandese avrebbe già raggiunto un accordo preliminare con Giovanni Manna, direttore sportivo del club. Il fattore determinante è la Champions League. Competere nella massima competizione europea rappresenta un obiettivo concreto per il difensore, che non può contare su questa garanzia alla Lazio. La Lazio si trova ad affrontare due sfide simultanee, la necessità di generare entrate dalle cessioni e le restrizioni imposte dal Real Madrid. Il club spagnolo detiene il 50% dei diritti su una futura rivendita del difensore, una clausola che complica notevolmente i calcoli finanziari della Lazio. Questa situazione crea un precario equilibrio. I biancocelesti sono costretti a scegliere tra trattenere un giocatore riluttante o cercare un accordo che permetta loro di generare entrate. Le parti non hanno ancora raggiunto un accordo economico. Il Napoli è consapevole della situazione contrattuale di Gila e la sta usando come merce di scambio. La proposta del club si basa sull'imminente scadenza del contratto, sulla volontà del giocatore e sulla necessità della Lazio di trarre profitto dalla cessione. La Lazio mantiene una posizione difensiva, consapevole che, con il passare delle settimane, la pressione all'interno del club aumenta. Giovanni Manna sta puntando sulla pazienza. Il direttore sportivo del Napoli sa che il tempo è alleato del club in questa trattativa. Gila non rinnoverà il contratto. La Lazio dovrà cedere prima o poi e, quando lo farà, cercherà di ottenere il massimo possibile. La Champions League rimane l'obiettivo principale. Il difensore spagnolo vuole giocarci e il Napoli, nei piani di Allegri, può garantirglielo. Alexander Sorloth è diventato l'obiettivo dichiarato del Napoli per la sessione di mercato estiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, Giovanni Manna ha avviato i contatti con l'Atletico Madrid per l'attaccante norvegese, cercando di superare l'offerta della Juventus nella corsa al giocatore. Il direttore sportivo del club italiano ha compiuto i primi passi concreti per portare il norvegese in Serie A. La strategia è quella di sondare il terreno con il club spagnolo, valutando l'andamento delle trattative con le altre squadre interessate. Principalmente la Juventus. Sorloth rappresenta il profilo ideale per completare l'attacco: fisicità, tecnica e versatilità tattica. Il Napoli ha individuato nel gigante scandinavo la chiave per mantenere le ambizioni di vincere lo scudetto la prossima stagione. Il trasferimento di Manna avviene mentre Sorloth è ancora concentrato sulla sua nazionale, impegnata con la Norvegia ai mondiali. Solo dopo la fine dei mondiali l'attaccante inizierà a valutare concretamente le offerte ricevute. Qual è il vantaggio del Napoli? Qualificazioni in Champions League. Gli azzurri possono contare su questa opportunità europea per convincere Sorloth, giocatore che attualmente manca alla Juventus. La competizione continentale rappresenta un importante incentivo sportivo per un attaccante di livello mondiale che desidera dare una svolta alla propria carriera. La concorrenza è agguerrita. Diversi club europei hanno già mostrato interesse per l'attaccante dell'Atletico Madrid. La situazione rimane incerta e dipenderà da considerazioni economiche e dalle preferenze del giocatore al termine degli impegni con la nazionale norvegese durante il precampionato. Sul mercato del Napoli, Sorloth rappresenterebbe un ottimo rinforzo per l'attacco. Se Manna dovesse concludere l'affare, il club partenopeo si assicurerebbe un giocatore di livello internazionale che potrebbe avere un impatto immediato nelle competizioni europee della prossima stagione. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Grazie. Forza Napoli sempre!